Eccoci a Economai, la trasmissione di Telefriuli dedicata agli approfondimenti di economia, la mia, la nostra economia, l'economia delle nostre persone, delle nostre famiglie, delle nostre aziende. Oggi continuiamo il nostro viaggio nell'economia legata alla pandemia, con un tentativo di percorso, una tappa nel nostro cammino sicuramente anomala. Ne abbiamo viste tante, abbiamo tentato di capire tante cose. Oggi cerchiamo di capire come la pandemia, la crisi pandemica ha cambiato, se ha cambiato il ruolo e le caratteristiche dei nostri manager. Per farlo abbiamo tre ospiti, abbiamo la dottoressa Cristina Mattiussi, che è socia e manager di Engen Meccanica di Manzano. Grazie dottoressa Mattiussi per essere qui con noi. Grazie a lei. Poi abbiamo Anna Ercoli, la dottoressa Anna Ercoli, che è una consulente aziendale. Grazie per essere qui con noi. E la professoressa Valeria Filì, è professoressa di diritto del lavoro all'Università di Udine ed è anche delegata del rettore dell'Ateneo Friulano per le pari opportunità. Buonasera. Grazie per essere qui. Come vedete si tratta di tre figure completamente diverse, perché vogliamo tentare di capire da tre punti di vista tre punti di vista differenti, che cosa significa fare il capo di un'azienda, di un ente, di un'organizzazione complessa in questa fase di transizione pandemica. Non dico di crisi economica legata alla pandemia, parlo di transizione pandemica, perché questo momento sta segnando una profondissima trasformazione, un passaggio da quello che era prima a quello che sarà dopo. Dottoressa Mattiussi, quali erano le attività che si facevano prima dell'era del Covid e che oggi un manager non fa più in azienda? Ma per la mia esperienza pongo meno attenzione e meno tempo nel misurare l'efficienza della nostra azienda. Quindi c'è più un lavoro di studio, di contestualizzazione, di comprensione di quelle che sono le dinamiche verso le quali ci stiamo muovendo. E un'altra attività che svolgiamo molto di più e dove non siamo bravissimi è che dobbiamo comunicare molto di più. Quindi in azienda dobbiamo parlare. E nel settore metalmeccanico è una pratica un po' poco utilizzata, se posso. Per cui sono esercizi nuovi di azione, esercizi nuovi di leadership, modelli nuovi di esempio da portare in azienda che oggettivamente hanno delle difficoltà, perché sono cose che prima non si facevano in maniera continuativa. Ma mi sembra di poter sintetizzare in quello che lei dice due aspetti: maggiore attenzione alle persone e maggiore necessità di avere una visione globale. Mi sbaglio? Sì, lei ha parlato di transizione pandemica ed è vero, il Covid è stato uno shock enorme e forse dobbiamo imparare, un po' come una massima che mi è stata citata, a vivere non aspettando la tempesta quanto a convivere e vivere sotto la pioggia continua, e adesso non sappiamo quando smetterà di piovere. Professoressa Ercoli, come ci si attrezza? Che ombrelli bisogna prendere per vivere sotto la pioggia continua? Io faccio un altro esempio del tunnel. Siamo nel tunnel, bisogna arredarlo e quindi bisogna arredarlo nel miglior modo possibile. È vero quello che lei ha detto, proprio per questo motivo, perché oggi i bisogni sono cambiati. I bisogni, al di là che bisogna rispondere a dei processi organizzativi, quindi rispondere alle regole, alle nuove regole che anche il Ministero della Sanità propone, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto il discorso proprio dei bisogni emotivi, perché siamo tutti un po' sotto shock e bisogna incrementare una comunicazione sana all'interno della
azienda, con dei capi che devono prendere oggi in considerazione non solo i processi, la digitalizzazione, ma anche le risorse umane con le proprie convinzioni ed emozioni, perché oggi ci richiedono proprio di andare oltre molto spesso e quindi di non essere autolimitanti, ma di provare altri modi per stare nell'organizzazione, per gestire gli uomini e le donne che lavorano all'interno delle organizzazioni. Quindi è estremamente importante aprirsi al nuovo e sostenere, io dico, in modo sano le risorse che lavorano in un'azienda, perché in questo momento, ripeto, possono vivere momenti di grande tristezza, malinconia, perché abbiamo lasciato un modo di fare lavoro. Adesso ce ne richiedono un altro ed è una forma di lutto, no? Perché è una forma di transizione e in più, siccome non sappiamo quello che faremo, quindi il nuovo molto spesso può spaventare e mettere paura e allora bisogna gestire queste emozioni cercando di trasformarle e trovare, tra virgolette, delle modalità, degli strumenti che permettono di alzare la frequenza diciamo ai manager che ovviamente devono sviluppare una leadership per influenzare i propri collaboratori a gestire al meglio questo momento. Posso sottolineare però un paradosso, perché da una parte c'è la maggiore richiesta, come diceva la dottoressa Mattiusi, come diceva lei, di condividere idee, opinioni, processi, ma contemporaneamente c'è la impossibilità di incontrarsi. Questo è uno dei paradossi che maggiormente, credo, tutti gli uomini di azienda, le donne di azienda hanno vissuto. Nel suo intervento, forse non se ne è resa conto, ha pronunciato 5 volte la parola nuovo, perché nuovo l'ha citata in varie circostanze, ha parlato di nuovi rapporti con le risorse umane, di nuovi processi, ma soprattutto, professoressa, ha parlato di nuove regole all'interno delle relazioni di lavoro. Ma eravamo pronti a gestire, i manager erano pronti a gestire queste nuove regole? Da un certo punto di vista sì, perché l'altra parola chiave citata da lei e citata dalla dottoressa Ercoli è transizioni. E ormai di transizioni si parla da tempo, tant'è che si parla di transizioni professionali, transizioni occupazionali, si parla di mercato transizionale. Quindi chi si occupa di mercato e i manager necessariamente se ne occupano, devono aver già metabolizzato il concetto di questi capovolgimenti, di queste trasformazioni che da tempo comunque coinvolgono non solo il nostro paese ma il nostro mondo, tant'è che si parla di economia globalizzata. Il problema è l'accelerazione dei processi durante la pandemia che ha portato più che altro a scontrarsi in maniera forte con la necessità di appunto velocizzare certe trasformazioni e certe transizioni, per esempio quella del digitale, cioè siamo stati tutti investiti da questa trasformazione che ci ha coinvolti in prima persona, anche chi pensava di poterne rimanere fuori non ha potuto e quindi è chiaro che c'è stata un'accelerazione dei processi e delle transizioni. Però i manager erano già tuffati in un contesto in evoluzione. È ovvio che a questo si è aggiunta la complicazione del contingente, cioè di un affastellarsi di norme delle più varie specie, cioè da leggi a decreti, a DPCM, a ordinanze, che ovviamente hanno reso più complesso proprio il districarsi in una selva di norme e di regole. Ma credo che i manager già competenti, già abituati a gestire le situazioni, sì, abbiano provato dei momenti di assestamento, ma l'idea che i capovolgimenti sono dietro l'angolo ce l'avessero già. Secondo me la vera novità, le vere novità sono due, quello della velocità della transizione sicuramente, ma c'è la seconda novità che forse pochi esplicitano, la sensazione che la transizione sia diventata una costante, cioè che non sia più un passaggio verso un approdo definitivo, ma che
Esattamente come aveva detto prima Mattiussi, dobbiamo abituarci di fronteggiare non il temporale ma una pioggia costante, dobbiamo abituarci a vivere in un mondo in continua transizione da una cosa a qualcosa di diverso. Che ne pensa? Sì, ma è proprio questo in realtà il concetto di mercati transizionali, nel senso che ormai se ne parla, per chi si occupa di mercato del lavoro ormai è un dato oggettivo, e vi voglio segnalare che il concetto di mercati transizionali, cioè di continui passaggi nella vita delle aziende, quindi dal punto di vista delle aziende ma anche dal punto di vista delle persone, è ormai consolidato. Faccio l'esempio del piano del governo, il piano nazionale di ripresa e resilienza, dove si citano espressamente mercati transizionali e il fatto che il diritto del lavoro e il diritto delle imprese debbano proprio ormai prendere atto di questo, perché ormai questi passaggi sono continui, non è il passaggio verso poi una posizione di assestamento, è un passaggio verso un altro passaggio. E quindi l'idea di un'adattabilità costante, tant'è che su questo anche i manager devono fare attente riflessioni, perché proprio il costantemente dover adeguare la propria impresa a quello che accade nel contesto e quindi anche le professionalità che cercano, i modi di lavorare, l'organizzazione, diventa un modus vivendi che li deve caratterizzare e deve caratterizzare l'azienda per poter sopravvivere. Mattiussi, cosa ne pensa? Siamo passati dalla gestione di una situazione di crisi, il manager che deve affrontare una situazione di emergenza, al manager che invece deve adeguarsi, adattarsi a gestire una transizione continua. Assolutamente, il mondo è in mutazione continua. Quello che ci ha messo in difficoltà è che di fronte a tutti questi cambiamenti ci siamo trovati ad agire all'interno di paletti stretti e di obblighi che venivano dall'esterno dell'azienda. Quindi in tal senso era difficile combinare le due necessità, ed è questo dove personalmente chi doveva lavorare ha riscontrato difficoltà di adattamento. Professoressa, dottoressa Ercoli, sì, va bene, saltiamo tutti i titoli. Bravo, grazie. Quanto destabilizza? Tanto, destabilizza tanto. Non mi ha fatto finire neanche la domanda, ma la domanda era questa. Destabilizza tanto, però io credo profondamente che dobbiamo attivare la flessibilità e lo stato di flusso, come si suol dire, no? Visto che abbiamo, diciamo, una società liquida e quindi bisogna imparare ad avere fiducia e stare in un processo di flusso, perché essere aperti significa acquisire quelle competenze e abilità in modo veloce e lasciare andare quelle convinzioni di dire era meglio prima, era meglio dopo. Viviamo nel qui e ora e cerchiamo di affrontare giorno dopo giorno quello che accade. E sulla parola chiave che ha pronunciato la dottoressa Ercoli, flessibilità, ci fermiamo per pochissimi secondi. Un manager anti-Covid per gestire la transizione pandemica. Stanno emergendo le parole che possono caratterizzare questa tipologia di manager, novità ma soprattutto flessibilità, l'ha detto la dottoressa Ercoli. Flessibilità, una volta una delle capacità più apprezzate dei manager era la capacità di pianificare. Questi mesi invece ci hanno fatto, come dire, hanno dato valore enorme alla capacità, è brutto da dire, anche di improvvisare. Devo dire improvvisare sì, ma ricordiamoci sempre che c'è dietro una storia, dietro un'azienda, no? Ci sono delle esperienze, quindi io credo che più che improvvisare è tirare fuori un po' la saggezza che è in ognuno di noi. Quindi non amo molto dire improvvisare, perché secondo me andare un po' a svalutare diciamo, le esperienze individuali e le esperienze aziendali vissute dall'azienda. Dico che bisogna tirar fuori la saggezza che c'è dentro ognuno di noi e rafforzare la propria interiorità, perché bisogna essere resilienti ad accogliere. Con grande cortesia ed educazione, posso contraddirla, perché sì. Dice dobbiamo
guardare l'azienda che c'è dietro di noi, no, guardiamo l'azienda che c'è davanti a noi, guardiamo lo scenario. Che pensa Mattiussi? Non lo so, io sono un po' in disaccordo. Ah. Perché non so se a voi era capitato, ma io non avevo mai sperimentato una pandemia che mi desse degli esempi che abbiano creato un'esperienza nella nostra azienda. Una cosa è la crisi del 2008, altro è il Covid. E solitamente quando noi studiamo casi aziendali, peschiamo in esperienze altrui. Secondo me un grossissimo punto di criticità è stato proprio il fatto che ci siamo tutti trovati come prima esperienza, in tutte le aziende, per tutte le aziende è stata la prima esperienza, scusate. No, prego, che cosa ne pensa? Allora, io penso che... Su tutti e due i punti, il mio guardiamo al futuro e guardiamo, improvvisiamo, apparentemente improvvisiamo tenendo ben chiaro qual è lo scenario nel quale andranno a collocarsi le nostre scelte, e su quello che diceva poi Mattiussi. Ritorno alla saggezza individuale, alla saggezza aziendale sempre, perché è vero che non ci sono parametri di valutazione perché non è mai capitata una pandemia. Però c'è Damasio, per esempio, che è un cultore della modalità in cui le persone prendono le decisioni e comunque fanno riferimento a qualcosa che, seppur non uguale, si avvicinano per poi sperimentare giorno dopo giorno. Tant'è vero, oggi si dice si naviga a vista. Okay? Quindi è estremamente importante navigare a vista, ripeto. Definisco proprio la saggezza dei manager perché comunque si avvicinano a qualcosa che hanno già sperimentato e che devono riprovare, che tutti quanti noi dobbiamo riprovare fino a che comunque usciremo da questo tunnel. Posso fare una battuta? Sì. Si naviga a vista. Io ogni tanto ho la sensazione che si naviga con l'ecoscandaglio e al buio della notte, perché veramente non c'è visibilità. Però ci sono strumenti, al di là di quelli indicati dalla dottoressa Ercoli, il buonsenso, la forza interiore. Oggi sono strumenti reali, concreti, che possono aiutare un manager a usare l'ecoscandaglio. Allora, un conto è affrontare la situazione pandemica, un conto è guardare anche oltre. Quindi è chiaro che c'è, secondo me, un duplice problema. Il manager deve da un lato ovviamente ottemperare a tutta una serie di regole, come dicevano le altre relatrici, che ovviamente hanno anche in qualche modo imbrigliato certi slanci di alcune imprese. Dall'altro lato però bisogna dire che tutta una serie di aiuti statali sono stati fondamentali per tenere a galla e per far sopravvivere tutta una serie di realtà. Il mercato in questo momento è drogato dagli ammortizzatori sociali, quindi c'è un dato oggettivo, non si sta navigando completamente in mare aperto, perché gli ammortizzatori sociali e l'iniezione di risorse che lo Stato ha messo sono fortissime, non dobbiamo dimenticarle, per quanto poi ciascuno dal suo punto di vista possa lamentarsi e possa dire di essere stato abbastanza tutelato, però le iniezioni di risorse ci sono state, quindi non è ancora un navigare completamente liberi. È anche vero che tutta una serie di regolamentazioni noi dovevamo come Stato adottarle ovviamente sulla scia di quello fatto in altri paesi. Dopodiché i manager devono anche guardare oltre, perché devono cercare di anche ipotizzare gli scenari futuri, guardando i trend globali. In questo contesto diventa molto importante, era stato accennato prima anche, rendersi conto dei cambiamenti che ci sono nelle aziende che comunque necessariamente coinvolgeranno le persone che lavorano nei prossimi anni. Penso all'invecchiamento della popolazione, penso al fatto che ormai le diversità sono una realtà in tutti i contesti aziendali, per cui tutte le aziende devono tenere in considerazione il fatto che ci sono uomini e donne, che ci sono soggetti provenienti da altri paesi, soggetti di varie religioni, che ci sono quindi più diversità da tenere in considerazione, che non devono essere considerate come diciamo un appesantimento, ma come una risorsa da potenziare e possono dare nuovo slancio anche e nuova linfa. Mattiussi, mentre parlava la professoressa, pensavo a quello che lei diceva prima.
mettevo insieme le due posizioni e pensavo, vuoi vedere che una delle capacità più importanti di un manager in questo momento storico è quella di cogliere opportunità nuove che non erano, che non sono catalogabili, classificabili in maniera tradizionale, convenzionale. Che ne pensa? Deve anche Cogliere le nuove opportunità. deve anche cercarle. Ah, brava. Non deve solo coglierle, quindi cercarle o forse crearle, altrimenti non si palesano in questo momento. Non è un momento dove ti viene regalato niente, per cui un manager, prima di cogliere l'opportunità, deve creare di nuovo una situazione propositiva o positiva dove possa poi costruire qualcosa di nuovo. Per esempio, l'opportunità del digitale è stata colta? Penso a smart working. Non credo. Non crede? No, non ne sono convinta. Perché? Sono certa che ci siamo predisposti per, o almeno parlo per il settore che conosco, per cui ci siamo predisposti per lo smart working, la flessibilità, il non essere per forza presenti in azienda ma lavorare per obiettivi, quindi... Ma devo dirle che sulla terza ondata di Covid ho trovato molte aziende strutturate, grandi, che avrebbero potuto affrontare tranquillamente questi passaggi di nuovo nel panico. Per cui Nel panico. credo sia uno scoglio culturale che richieda un pochino più di tempo. La predisposizione c'è, l'utilizzo efficace di questo strumento secondo me ancora no. Dottoressa Ercoli, panico, incapacità di cogliere le opportunità nuove. Allora io volevo qui mettere in evidenza la tempistica. La pandemia è partita da marzo, adesso siamo a un anno marzo. Diciamo che le prime volte abbiamo risposto all'emergenza in modo molto reattivo. Però abbiamo continuato un trend dove praticamente si facevano le cose, portando comunque il disorientamento perché ancora non avevamo compreso bene. E se si conoscono le fasi di una pandemia, tra virgolette, solitamente la pandemia dura 1 anno e mezzo, senza pensare alle mutazioni dei virus, eccetera, eccetera. Adesso siamo arrivati a marzo, noi portiamo in questo momento, ecco perché la difficoltà, la stanchezza del precedente. Quindi mano a mano che andiamo avanti, abbiamo reagito, mano a mano che andiamo avanti ci possiamo trovare un po' più rallentati, anche se bisogna sempre rispondere, perché c'è una stanchezza di base, perché ovviamente tutti ci aspettiamo di uscire da questa situazione e invece ci allungano sempre di più i tempi. E quindi indubbiamente questa sfera, tra virgolette, nella terza fase, questo marzo, le persone sono molto più stanche che non precedentemente. E le aziende? Le aziende sono fatte di persone e quindi bisogna considerare che non esistono solo i processi, esistono persone che non vivono solo all'interno delle organizzazioni ma lavorano anche, cioè vivono anche fuori e guardiamo la comunicazione all'esterno, che cosa arriva giornalmente alle persone. È chiaro questo? Io temo che il panico derivi proprio dall'esperienza delle 2 precedenti ondate di Covid che non hanno avuto uno sfogo positivo. Quindi arriviamo alla terza dove abbiamo fatto già 2 esperienze che hanno creato storia e sulla terza non sappiamo come andrà a finire e temiamo ce ne sarà una quarta. E come dice la dottoressa, la comunicazione non aiuta. Comunicazione, siamo ritornati all'ecoscandaglio. Lei è una professoressa, è una conoscitrice anche del mercato del lavoro. Stiamo definendo il profilo di un manager da una parte spaventato, dall'altra un po' incapace di cogliere le opportunità che pure una crisi sempre propone, sempre offre. Io penso alle opportunità digitali o
alle opportunità di una modalità di vivere la casa diversa rispetto al passato. Penso alla Fiera di Udine, per tornare alle nostre cose, che nelle impossibilità di organizzare delle fiere ha portato gli incontri sul digitale. Proprio oggi, cioè nella giornata di oggi, è cominciata una fiera digitale per far incontrare domanda e offerta sull'ecobonus. Penso alle nostre aziende della filiera del cluster legno arredo casa, che ad un certo punto hanno smesso di produrre mobili per ufficio e hanno cominciato a produrre mobili ibridi per trasformare la casa in ufficio. Allora, questa figura del manager, spaventato, preso dal panico, capace di cogliere le opportunità, le nuove opportunità dal suo osservatorio, qual è la figura più presente? Allora, è un mix e poi si vedrà quale sarà l'azienda che sopravviverà meglio, che si adatterà meglio, che avrà più visione. Quindi sarà il futuro a dirci. Che sarà più flessibile? Sì, diciamo più resiliente forse è meglio, ma ci vuole sempre una visione. E la visione, condivido quello che diceva la dottoressa Ercoli, la visione uno la fa sulla base di quello che è. Cosa voglio dire? Che la formazione continua ad essere fondamentale nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche nella vita dei manager. Gli stessi manager devono pensare che non si possono più accontentare del loro background, ma devono continuare a investire in formazione, perché devi proprio adattare le competenze del management, quindi le competenze gestionali, a tutto quello che accade, e non puoi avere tutto quel bagaglio di competenze perché ce ne sono di altre, di nuove. Quindi strategico in questo sarà la formazione e la valorizzazione di quindi anche strumenti digitali, altri alternativi, ma all'interno di un contesto più complesso dove bisogna continuare a studiare. E quello che noi diciamo ai nostri studenti all'università: non ci si ferma, si continua a studiare sempre, qualunque cosa si faccia, qualunque mestiere si faccia. Mettiamo i piedi per terra, è cambiata realmente, concretamente la domanda di formazione in una struttura come l'Università di Udine? Allora, per adesso non è ancora cambiata, siamo noi che ci stiamo interrogando sul cambiamento e stiamo imparando da questa esperienza a ipotizzare percorsi diversi, proprio di una didattica più innovativa, che si adatti allo strumento del digitale, perché non è la stessa cosa fare lezione in presenza e fare lezione a distanza, e anche i contenuti devono essere adattati, per cui stiamo imparando anche noi sbagliando, anche noi cercando di imparare dai nostri errori e di studiare nuove tecniche. Mai come adesso stiamo seguendo noi corsi di didattica innovativa. È cambiata la domanda delle aziende? Sì, assolutamente. In che modo? La formazione non deve essere più solo didascalica, ma deve ricoprire anche tutte quelle che adesso vengono chiamate soft skills, quindi si può imparare anche a parlare. E su questa affermazione della dottoressa Mattiuzzi ci fermiamo ancora un momento, perché è venuta fuori l'altra parola, skill, perché dobbiamo vedere nel prossimo blocco quali sono quelle da mettere in soffitta e quali sono invece quelle da tirar fuori per fronteggiare questa transizione continua. Rimanete su Telefriuli. Un manager anti-Covid per gestire la transizione pandemica. È venuta fuori la parola, la chiave di volta di tutto questo processo, le competenze che vengono chieste ai manager per fronteggiare una transizione continua. Mattiussi, quali sono le competenze da portare in soffitta e quali sono le competenze nuove da acquisire? Competenze nuove, sicuramente competenze comunicative e, come diceva la professoressa, competenze di visione strategica che vanno esercitate molto più spesso di quello che può essere un mero esercizio accademico fatto per magari procedure interne, ma proprio in un sistema in continuo cambiamento
la rivalutazione strategica, il riposizionamento strategico dell'azienda rivisto più volte possono essere un utile esercizio di management. Professoressa, è tutto così liquido. Il mio professore di italiano della scuola media mi diceva: impara la grammatica, impara la sintassi. Quando sarai nella tua cassetta degli attrezzi, ci saranno questi strumenti, poi potrai anche fare diversamente. Allora sì, da un certo punto di vista è vero, specialmente noi, la nostra generazione, ha un'impostazione molto strutturata. Adesso stiamo cercando però di essere un po' più flessibili anche noi nella nostra rigidità e anche nella rigidità dei programmi universitari. Questo perché le soft skills, che sono queste competenze trasversali, consentono di sopravvivere. Cioè quello che è richiesto dalle aziende, guardando il punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici, e dal mercato, guardando il punto di vista delle aziende, è proprio la capacità di adattamento. Allora non basta soltanto saper fare bene una cosa, essere dei bravi tecnici, avere grandi capacità di realizzare un prodotto o rendere un servizio, ma riuscire a intercettare tutta una serie di altri elementi che poi sono fondamentali per la collocazione di quel prodotto o servizio, oppure dal punto di vista individuale del lavoratore e della lavoratrice collocarsi. Quindi queste soft skills, che sono molto trasversali, sono proprio competenze relazionali, la capacità di cogliere tutta una serie di input che vengono dal mondo esterno, quindi avere maggiori curiosità. Quello che si chiede oggi è non soltanto essere bravi nel proprio lavoro, nella propria materia, ma avere uno sguardo un po' più aperto. E quindi anche, per esempio, noi all'università stiamo cercando di fare dei corsi trasversali su varie materie, sulla sostenibilità, sulle pari opportunità e inclusione, sull'imprenditorialità, ma rivolte a tutti gli studenti e le studentesse, anche a quelli che faranno altro nella vita. Quindi la capacità di riuscire ad aprire la propria mente proprio per poter cogliere una serie di stimoli e per poter mettersi in gioco e non bloccarsi nei momenti di difficoltà. Tutto quello che ha detto porta in evidenza un'altra, stiamo giocando con le parole, aggiungiamone un'altra, Ercoli, team. La sintesi del ragionamento della professoressa Filì è questo, team. Per cui poi mi faccio fare la domanda almeno una volta, scherzo ovviamente, non è che la vera capacità del manager del futuro potrebbe diventare quella di saper gestire un team? Mi collegavo alla professoressa perché ultimamente all'Università Bocconi, le università americane stanno portando avanti per i manager temi come la scienza del sé, perché se noi dobbiamo parlare di team, di cooperazione, di collaborazione, dobbiamo comunque mettere in discussione noi stessi per sviluppare nuove coscienze, quindi nuove consapevolezze, e per interpretare quindi la realtà in modo che ci possano dare delle prospettive diverse, come diceva la professoressa, andare un po' più in là, guardare oltre nonostante le strutture che ovviamente ci devono essere per regolamentare il tutto, no? E quindi credo a quel punto il team, quando c'è un manager che va al di là, quindi la famosa intelligenza emotiva, la capacità di saper leggere i bisogni, come si suol dire, è ovvio che oggi poi le ansie, lo stress, se c'è un buon gruppo, diminuisce, perché il gruppo è come lo psicologo, mi posso aprire senza nessun tipo di problema perché sento di stare in una rete che mi sostiene. Mattiussi, intelligenza emotiva, ha detto la dottoressa Ercoli. Posso essere proprio cattivo, brutale e tradurla in una parola. Cattivissimo. Quanta pazienza deve avere un manager oggi? Ma la pazienza si può esercitare, quello è il bello. Cioè? Durante il primo lockdown abbiamo esercitato un tipo di pazienza. Ad esempio, noi avevamo il codice Ateco che ci obbligava a chiudere. È una tipologia di pazienza che richiede un grande esercizio mentale, se posso. Richiede grande training, consolidato negli anni.
oserei dire anche esercizi di respirazione, se posso. Dopodiché, durante tutto quest'anno abbiamo dovuto imparare ad esercitare la pazienza, perché sì, il manager magari, adesso parlo un po' più di me, quindi essendo anche socia dell'azienda, gli obblighi, le chiusure, le restrizioni sono state anche degli obblighi che ho subito in maniera personale, e questo ha richiesto un esercizio della pazienza sia a livello di squadra, quindi di azienda, che a livello personale. Per cui sì, soft skills, pazienza, team, e anche tanta improvvisazione per imparare ad esercitare la pazienza. Capacità di ascolto, professoressa, ma ci sarà qualcosa di oggettivo da mettere nella cassetta degli attrezzi di un manager anti-Covid? Sì, di oggettivo c'è sempre tutta la parte della preparazione che è basilare, cioè io non penso che questo tipo di posizioni possano essere ricoperte da chiunque. Ritengo e sono assolutamente convinta che lo studio e le competenze siano fondamentali. Però, qua volevo arrivare. Sì, questo per me è la base, cioè io lo dico sempre ai miei studenti, non ci si può improvvisare, per essere dei bravi professionisti bisogna studiare, e quindi questo è il punto di partenza. Volevo però aggiungere un paio di elementi. Quando si è parlato di intelligenza emotiva, è una parola interessante e spesso io la contrappongo a intelligenza artificiale, perché oggi si è tutti molto spaventati del fatto che i robot ci ruberanno il lavoro. È vero che l'intelligenza artificiale, le macchine stanno portando anche a questo novità molto forte, per cui c'è una diminuzione di certe professionalità, della necessità di certe professionalità superate dal dato oggettivo che i robot fanno il lavoro meglio di noi. È anche vero però che sviluppare competenze ma affiancarle a questa intelligenza emotiva consente di sopravvivere, perché i robot potranno fare tante cose anche meglio di noi, ma certe no. Ecco perché è importante oggi non solo avere delle competenze strutturate come la grammatica, che restano la base per me. Sfonda una porta aperta, io sono una giurista rigorosissima, però visto che ormai esistono dei chatbot che addirittura sputano sentenze, ma nel vero senso, perché come dire, sono dei grandi... Il giorno in cui invece di sputarle riusciranno a scriverle, forse sarà... Ma diciamo, non bisogna soltanto sputare la sentenza perché si è fatto tesoro di tutta una serie di giurisprudenza e quindi il robot, no, sistema un po', vede il caso simile e mi sputa la sentenza, devo capire anche emotivamente quel caso, calarmi in quel contesto, e questo è un robot per oggi, per adesso, poi vedremo in un futuro Blade Runner, per oggi non lo sanno fare. Sì, infatti, per oggi non lo sanno fare, si evolveranno, ma la centralità dell'uomo, della sua intelligenza, della sua capacità di emozionarsi, ma soprattutto di creare, saranno irrinunciabili. Cosa ne pensa, dottoressa? Sfonda una porta aperta, perché io credo molto poi nelle capacità intuitive dell'essere umano, che va di pari passo a quella intelligenza razionale, ovviamente, che serve. Però conoscendo per motivi professionali anche degli scienziati, gli scienziati, quelli diciamo che ricercano, quelli che cercano di trovare nuove soluzioni, dicono sempre che non arriva mai, arriva attraverso un canale intuitivo e con anni di conoscenze. E quindi secondo me questo è un buon equilibrio tra emisfero destro e emisfero sinistro, senza dimenticare appunto la bellezza dell'essere umano, perché ha tante risorse, e io dico sempre che la pandemia ha creato tanti problemi, ma crea tante opportunità per poter rinnovare questo mondo, come si suol dire. Io sono convinto che una delle opportunità che ha creato è il rafforzamento dello spirito di squadra, di team all'interno delle aziende e fra le persone. Siete state tutte e tre bravissime nel dire quali sono le competenze che servono. Posso aggiungerne una? Sì.
La volontà. Brava. Cioè, spiega, tu fai le affermazioni, poi? No, è un distinguo che sicuramente ci differenzia dall'utilizzo dei robot o dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è la nostra volontà. Cioè, per rialzarci dobbiamo volerlo, per reagire dobbiamo volerlo, e quindi pazienza sì, ma anche esercizio della volontà. Però la domanda era un'altra. Quali sono le competenze da portare in soffitta? Perché ce ne saranno sicuramente di quelle vecchie e obsolete. Provo a dirne una io, qui comando io. Questa è una di quelle cose che bisogna, e la pandemia ce l'ha insegnato, assolutamente non portare in soffitta, proprio buttar via, perché se qui comando io mi prendo il Covid e l'azienda chiude. Un'altra competenza da portare in soffitta, Mattiossi. Non so, sicuramente qui comando io e anche un po' si è sempre fatto così. Questo è verissimo, questo è verissimo, questo è verissimo. Dottoressa Ercoli, la competenza da portare in soffitta. Mi trovo impreparata perché in questo momento... Allora, diamo tempo alla dottoressa Ercoli, Sì, vediamo la infatti. professoressa. Gli stereotipi e i pregiudizi. Ah, Cioè, credo che bravissima. sia proprio il momento di aprire gli occhi, liberandosi di quegli occhiali che abbiamo portato per tanto tempo, pensando di conoscere le cose che invece non conosciamo. Questo riguarda i contesti, questo riguarda le persone, quindi guardare alle persone in un altro modo, in un modo diverso, in un modo che sia, che dia la possibilità a tutti di manifestare il proprio talento, riuscendolo a riconoscere, perché lo stereotipo, il pregiudizio, che siano stereotipi e pregiudizi di genere, che siano stereotipi e pregiudizi legati alla religione, all'origine etnica, quindi alla provenienza delle persone, impediscono in realtà di valorizzare i veri talenti. E questo è utile anche nel dialogo col sindacato, quindi tra le parti sociali. Quindi buttare giù questo che però, devo dire, sono a volte forme di difesa, di arroccamento molto tipici. Che nascono anche dall'insicurezza. Le è venuta la competenza da portare in soffitta? Sì, sì, assolutamente sì, e mi collego alla prof che diceva pregiudizi, io dico anche le convinzioni, quindi limitanti, no? Quelle convinzioni che non permettono nuove aperture. Ed è estremamente importante farsi un esame, perché molto spesso noi abbiamo dei vissuti che possono averci invece di aprire, chiuderci. E su quell'evento noi abbiamo costruito una convinzione che non ci permette poi di rimetterci in gioco. E quindi è estremamente importante, pregiudizi e convinzioni. Però è faticoso. È faticosissimo. Questo sì. è molto faticoso, perché Assolutamente. rimettersi in gioco, rimettersi in discussione, demolire le proprie certezze è estremamente faticoso. Assolutamente, E lì ci vuole la volontà. Quindi ci vuole lavoro. Non ci sono altre parole, ci fermiamo per pochi istanti per le conclusioni. Un manager anti-Covid per gestire la transizione pandemica. Stiamo cercando di costruire la sua cassetta degli attrezzi, individuando una serie di parole alle quali corrispondono poi delle competenze che la crisi economica da pandemia ha messo in evidenza. Però c'è una competenza assolutamente immateriale e in continuo divenire che sta emergendo con prepotenza, la formazione. Mattiossi. La formazione è un rimettersi in gioco da parte del manager, è un continuare a voler crescere ed è anche un rifugio, perché nel momento in cui eravamo chiusi, studiare poteva essere anche una via di fuga dai pensieri. Io personalmente mi sono rimessa in gioco iscrivendomi a un master dell'università. Infatti le stavo proprio chiedendo che opportunità ci sono sul territorio per rimettersi in gioco. C'è questo master promosso dall'università in associazione con Confindustria, che sta creando delle possibilità di formazione per il territorio, per i manager del territorio molto interessanti.
Formazione, professoressa, formazione continua è una banalità incredibile, ma quello che diceva prima Mattiussi mi sembra importante, la formazione relazionale. L'Università di Udine che cosa sta facendo su questo terreno? Sì, allora noi stiamo agendo su vari fronti, perché l'università guarda gli studenti e guarda persone più mature che dopo un percorso di laurea vogliono appunto intraprendere un ulteriore sviluppo della formazione. Quindi per quello che riguarda i master, oltre al master a cui accennava la Mattiussi, in Business Administration ci sono anche master per esempio in gestione di risorse umane, abbiamo un master in inclusione delle diversità, dove si studia proprio la valorizzazione delle diversità e a gestirle. Però l'università anche per i propri studenti sta dando queste opportunità di formazione trasversale e per i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca, perché noi abbiamo una popolazione molto variegata che utilizza strumenti che noi forniamo di formazione. Questo però implica anche uno sforzo da parte nostra, cioè la formazione di chi forma. Perché poi quella è la domanda, chi forma i formatori? Quindi significa anche che i docenti, noi professori e ricercatori, ricercatrici dell'università ci stiamo rimettendo in gioco facendo delle attività. Per esempio io sono la delegata del Rettore alle pari opportunità e ho organizzato un ciclo di webinar che si chiama Così diversi, così uguali, che peraltro è visibile da tutti su Play UniUd, che è il canale YouTube dell'Università di Udine, e in questo ciclo di webinar Così diversi, così uguali abbiamo fatto un percorso attraverso le diversità con dei talk di 20 minuti, quindi molto fruibili, a cui hanno partecipato tutte le componenti dell'Ateneo, personale tecnico-amministrativo, personale docente, ricercatori e ricercatrici, proprio per parlare di vari aspetti dell'inclusione, delle diversità e delle pari opportunità. Allora dall'esterno uno può dire ma che senso ha questo? Come che senso ha questo? È la ricchezza, è capire, aprirsi ad altri mondi, ad altre dimensioni. Io seguendo gli ospiti ho imparato tantissime cose e mi si sono aperte, no? Certe finestre che mi consentono di vedere cose che prima non vedevo. La interrompo perché a scuola spesso imparavamo, quando eravamo ragazzi, tanto di più dai nostri compagni di classe che dei professori. Si impara dagli altri manager, anche da manager, o il docente è comunque fondamentale. Cioè la formazione in presenza continua ad avere un plus di valore rispetto a quella a distanza. Sarà perché sono vecchietta e quindi prediligo la formazione in presenza. Allora sono giurassico, Mattiussi. No, la cosa bella di questi percorsi di master, ed è lì dove c'è il valore aggiunto, è proprio il confronto e lo sviluppo e l'utilizzo di una dialettica che pone le piccole aziende a parlare con le grandi, i manager in aziende più piccole o i titolari d'azienda a parlare con manager di aziende strutturate, e questo è molto arricchente. Ercoli, allora... No, si faccia una domanda e si dia una risposta, così facendo una bella figura. Posso dire una cosa? Prego. Essendo consulente aziendale, facendo formazione nelle organizzazioni, ok? E abbraccio tutte e due le, diciamo, ciò che la professoressa e la dottoressa hanno detto, perché la formazione non si è fermata in questo periodo, al di là di tutti gli spaventi, perché chi operava in aula ovviamente ha visto la sua agenda perdere, diciamo, gli impegni. In realtà poi, grazie appunto alla digitalizzazione, sono iniziati tutta una serie di corsi anche nelle aziende. Proprio ieri sera io ero collegata con un'azienda di Milano a fare ovviamente formazione sulle emozioni, formazione sulla comunicazione, proprio per rendere diciamo, i dipendenti sviluppare il famoso stato vitale alto. E credo profondamente, se non ci fermiamo allo strumento, ma andiamo al di là dello strumento, anche in quel modo, diciamo, l'azienda si unisce, cioè si vengono a creare comunque una sorta di connessione che permette comunque di ricaricarsi. Lì poi dipende appunto dalle nostre convinzioni, dai nostri pregiudizi, dalla volontà, eccetera, eccetera, di andare oltre.
e anche gli strumenti possono servire per lo scambio. L'unica cosa è la presenza, perché il contatto, l'energia crea apprendimento. Io amo i paradossi, secondo me in questa vicenda della pandemia a livello proprio manageriale, ma non solo, è venuto fuori un paradosso. Più sono state interrotte le relazioni fra le persone e più forte è emerso il valore delle relazioni. Mi sto sbagliando, Mattios? No, è assolutamente vero. Soprattutto per i manager. Professoressa. Sì, sono anch'io d'accordo e questo devo dire è molto importante perché l'abbiamo visto anche con la scuola, con la DAD. Le critiche che ci sono sempre state alla scuola, ai docenti in generale, all'idea quasi che a questo punto è inutile che ci siano tutti questi docenti perché in realtà si potrebbero creare dei video da sottoporre a tutti gli studenti e le studentesse e quindi avremmo risolto il problema. Bene, è caduto quest'idea, è caduta perché in realtà non è questo il problema, non è mandare in onda un video e quindi un pensiero unico dominante, che già quello era molto discutibile, ma anche il fatto semplicemente che lo studente e la studentessa stanno lì ad ascoltare e apprendono semplicemente perché ascoltano. No, quello è una forma di apprendimento, ma è un pezzo molto piccolo. In realtà conta la relazione, conta la presenza, conta la capacità, il carisma del docente, perché tu ti appassioni una materia, sei una persona che ti appassiona la materia molte volte. Contano le relazioni, conta la discussione, conta la presenza, sì. Mattius. È che davamo la presenza per scontata. Ecco, brava, brava. Per cui perdere qualcosa che era dato per assodato è un trauma. È come quando manca l'acqua a casa. Improvvisamente ti accorgi di quanto è importante l'acqua. Senta, ma lei che frequenta, conosce tante aziende, i manager di questo territorio erano pronti, avevano nella loro cassetta degli attrezzi, gli strumenti per fronteggiare queste situazioni, soggettive, oggettive, relazionali, una sfida che pensavamo tutti potesse durare pochi mesi e che invece sta mettendo a dura prova la nostra capacità di resilienza per un periodo e di pazienza per un periodo così lungo. Cosa dice Ercole? Personalmente, per la mia esperienza posso dire che alcune persone avevano il potenziale per essere pronti, altri invece faticano molto di più. Dipende. Poi questa pandemia ha portato molte aziende a migliorare, a sviluppare, a produrre di più e altre aziende molto spesso a chiudere. Quindi, però io ho visto manager che hanno tirato fuori delle risorse tranquillamente rispetto ad altri. In maniera estremamente sintetica, qual è stata la scelta che ha visto fare da un manager che l'ha più colpita in positivo? Quella che mi ha colpito più in positiva, mi hanno fatto fare un'attività di movimento di gruppo anche dietro a un computer, cioè bellissimo. Utilizzare diciamo, delle tecniche per favorire ovviamente lo stato vitale alto dei propri collaboratori attraverso una tecnica che si chiama yoga della risata. Bellissimo. E quella negativa invece? Quella negativa è non fare formazione e non sostenere le proprie risorse umane. La stessa domanda a lei. La scelta che ha visto fare a un manager che l'ha colpito in maniera positiva? Allora, mi ha colpito il fatto che appunto sono aumentate le iscrizioni nei vari contesti formativi, corsi, master, ecco questo sì mi ha colpito. Quindi l'idea di fare qualcosa anche durante la pandemia, anche durante il periodo di inattività e rimettersi in gioco. Quello Questa che diceva prima Mattias. è la scelta positiva. Negativa? Sì, è il non far nulla, è il guardare al passato, sì, questa diciamo è la scelta più negativa che possiamo ipotizzare. Vorrei però dire una cosa alla fine, che noi dobbiamo lanciare anche un messaggio ai giovani e alle giovani che ci seguono, perché dobbiamo... Qual è il suo messaggio? E il messaggio è di non abbattersi, cioè tutto questo deve far capire ai giovani e alle giovani che devono investire su se stessi e investire su se stessi significa studiare, significa fare esperienze, significa non essere rinunciatari ma essere determinati, adattabili, ecco, significa non chiudersi adesso nelle proprie case e non essere scoraggiati.
le persone in questo momento che mi fanno più tenerezza sono i miei studenti e le mie studentesse che si stanno per laureare e che entrano in un mercato del lavoro difficile, ma ci sono tante opportunità comunque, bisogna saperle cogliere. Mi ero preparato la battuta per chiudere la trasmissione, perché Cristina Mattiussi prima aveva detto: c'è stato il temporale, dobbiamo abituarci alla pioggia, ma non può sempre piovere per completare il suo discorso. Il sole prima o poi non potrà non uscire e quindi dobbiamo prepararci per le giornate di sole. Però questo non le evita le due domande finali, Mattiussi. La prima, qual è la scelta che lei ha fatto da manager e che oggi non rifarebbe? Non mi sono data il tempo per pensare. Bravissima, bravissima. E qual è invece la scelta della quale è orgogliosa come manager? Quando ho ricominciato a pensare mi sono rimessa in gioco. E su questo ci fermiamo, perché credo che sia la sintesi più bella di quella che potrebbe essere la figura del manager anti-Covid per la gestione della transizione pandemica. Grazie a Cristina Mattiussi, grazie a Anna Ercoli, grazie, questa volta non la chiamo professoressa, a Valeria Filì, perché il contributo credo che avete portato è veramente significativo, importante e, se mi consentite, anche originale. Grazie a voi e grazie ai nostri telespettatori. Grazie.